Magia con Claudio Borghi Aquilini. Oh, le 9, 33 minuti e 40 secondi e noi ritroviamo sotto l'ombrellone, non lo so, o forse ancora nella sua consueta gincana mattutina, il senatore Claudio Borghi Aquilini. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno a voi. E allora? No, non sto Senatore carissimo, gincanando, intanto... perché normalmente il problema di martedì che normalmente è il giorno in cui spesso vado giù a Roma da Milano. Adesso è chiuso il Senato, per cui insomma vi trovi a casa. Meno male, meno male. Allora, almeno oggi non avremo bip bip No, il discese parcheggio, quelle robe lì, ascensoriali. no. Se vuoi però non so, ti posso tirare un po' lo sciacquone del water o qualcosa del genere. Potremmo fare come in Tototruffa 62, dice: dove si trova? Al Palazzo di Vetro, alle cascate del Niagara, e tira lo sciacquone. Esatto. No. Dipende, tu mi dici, io faccio, non so, per dire, aspetta, ti apro il frigo, vediamo se dentro c'è un po' di rumore. No, ci mancherebbe. No, non va bene, dai. È bella l'estate perché ha com'è. con sé questo lato anche un po' goliardico, se vogliamo. Allora, senatore carissimo, intanto anche perché grazie. Io penso che tutti qua siamo un pochettino stanchi. Sì. Insomma, quindi qualcuno che ha tutti i diritti di riposare e di farsi una risata ogni tanto, invece di cose che normalmente fanno girare le balle, per cui va bene così, dai, insomma, va bene così. Voglia. Allora, no, io però, ecco, una delle caratteristiche dell'estate è che spesso e volentieri si perde più tempo del necessario a leggere i giornali, perché magari uno, non so, è in montagna, magari che ne so, ha più tempo, no, per poter guardare e leggere, solo che ogni volta, quando si arriva all'estate, esplode il cazzatometro, no? sì, A decisamente. un certo punto uno legge i giornali, che già non dovrebbe farlo, e poi nel mentre sta facendo questo grave errore, quindi di leggere i giornali, diventano più implausibili del solito. E normalmente però l'obiettivo è sempre solo uno, vale a dire cercare di far andare male l'Italia. Perché si cerca di far andare male l'Italia o si spera che l'Italia vada male? Beh, ovviamente per danneggiare il governo, se c'è il governo di centrodestra, e sperare che ritornino i loro amati, quello dai giornaloni, intendo, Schlein, Conte, Fratoianni, no? Cioè tutta questa bella banda qua. E quindi il lavoro supplementare dei giornali, dei giornaloni mainstream e cose di questo tipo, è quello di inventarsi qualche cazzata per cercare o sperare che le cose vadano male. Allora, noi abbiamo assistito, tanto per dire di che diamine stiamo parlando, perché ogni volta insomma è più stupefacente del solito, abbiamo assistito a un trucco di magia, no? Fra i più fantastici, cioè vale a dire l'inversione immediata della realtà, no? È Sì. presente quando c'è il mago che ha in mano una pallina rossa, no? Fa vedere a tutti che la pallina è rossa, poi dopo a un certo punto gira la mano, no? E la pallina diventa blu, no? E tutti chissà come ha fatto, no? E così via. Ecco, così siamo con le notizie. Fino a l'altro ieri la notizia era che c'era l'overtourism. Sì. Non si può più andare in giro. Ci sono le code di 1 milione di persone per la funivia del Sacile in Trentino. A Roma
non si gira più per le strade, e poi aggiungiamo che probabilmente è in parte colpa dei ragazzi del Giubileo, no? Perché sono così Sì. cattivi, danno fastidio, perché ingombrano, no, le strade, mentre invece, non so, è presente quando ci sono i centri sociali, no, e cose di questo tipo, Sì. che prendono, distruggono le vetrine con le mazze, no, e cose di questo tipo. Quelli sono tanto bravi perché esprimono il disagio, no? Invece ragazzi del Giubileo che cantavano, parentesi, Brutta gente, brutta ma proprio gente. brutta gente. Ma cioè, allora ti dico, io giravo, no, per Roma durante il Giubileo, era oggettivamente impressionante. Però, cioè, accidenti, sembrava di essere una specie di grosso oratorione. Cioè, Beh, presente, ti ringrazio, mio signore, non ho sì. più paura. Ma il massimo fastidio che poteva avere uno era di ritornare un pochettino indietro nel tempo, così con la mente, di ripensare un po' quando era ragazzo, all'oratorio con Don Felice che preparava il tabellone per le squadre dell'oratorio festivo, no? E allora il tuo dubbio era se tu saresti stato nella squadra Fanta piuttosto che nella Coca-Cola, no? E così via. E come andava a finire generalmente? Ma andava a finire generalmente che io ero dentro non nella squadra forte, non so perché, e anche all'interno della squadra non forte dell'oratorio non riuscivo a essere di nessun aiuto perché ero scarsissimo in quasi tutti i giochi. Quindi Claudio, io da ragazzino così, era un po' una sofferenza, riuscivo a fare un pochettino, me la cavavo a palla a due fuochi, no, scusa, a palla in campo, non so se per caso qualcuno si ricorda le regole di questo simpatico gioco che sembrava un po' il baseball, solo che la palla si colpiva con la mano, no? Invece che con la mazza. Lì un pochettino me la cavavo perché ci giocavamo molto nel nostro cortile a Carnate, ma altrimenti calcio, pallavolo, quelle robe lì, no, ero messo malissimo. Comunque, però in ogni caso l'oratorio era molto, molto divertente anche, e quindi insomma rivivere un pochettino dei canti, delle giornate lì dell'oratorio con i ragazzi del Giubileo di sicuro non è stato sto dramma, no? come molti lo definivano. Ecco, comunque fatto sta che il meccanismo, tornando a quello da cui eravamo arrivati, è che il passaggio fra ci sono troppi turisti a non c'è nessuno, le spiagge sono deserte perché è colpa del balneare cattivo, è stato immediato. Cioè, Sì, appunto. e allora uno a un certo punto, cioè, un po' strabuzza gli occhi, dice ma come? Ma eravamo che c'era il problema perché c'erano troppi turisti, invece improvvisamente è il disastro perché ci sono pochi turisti ed è colpa del governo che affama i cittadini e quindi non ci sono più soldi, e non essendoci più soldi, quel mix fra non ci sono più soldi e il balneare cattivo, no? che alza i Sì. prezzi a vanvera, provoca che le spiagge sono vuote. Ma io, cioè, veramente non so fino a che punto ci possa essere la faccia di tolla, no? di cose di questo tipo. Ma ora, poi dopo arriviamo a cosa sono i veri problemi, perché non bisogna ovviamente correre il rischio di trascurare il fatto che dei problemi esistono. No, Sì. quello non va bene, cioè è evidente che qualche problema c'è, anzi ci sono dei problemi seri che devono essere sicuramente affrontati, ma una cosa è avere problemi e una cosa è dire cretinate. Ecco, in questo caso siamo nell'allegro mondo delle cretinate dove si passa da troppi turisti a zero turisti in 0 secondi netti. Invece, però vabbè, cioè, sappiamo anche dov'è l'origine. Le spiagge, e l'origine purtroppo è sempre quella, cioè c'è stato un richiamo 3 settimane fa da parte dell'Unione Europea, sempre per la solita questione delle spiagge, no?
Ma Sì, non è che l'Unione Europea freghi qualcosa delle spiagge per dei motivi. L'Unione Europea ovviamente, che è il covo, il brodo di coltura, no, di tutte le lobby possibili e immaginabili, è il centro dell'interesse di appetiti internazionali. E gli appetiti internazionali, vale a dire di tutte le varie grandi aziende multinazionali, no, e così via, è quello di mettere le mani sulle nostre spiagge. infatti. E quindi a partire lì è sempre lì il fischietto, no, cioè, tutto questo circo della nostra stampa, no, e della nostra informazione obbedisce sempre ed esclusivamente al fischietto di un unico domatore, ed è quello dei grandi interessi internazionali che passano per l'Unione Europea. A seguito di questo fischio, questi si sono ricordati che hanno un compito importante da fare: riuscire a mettere le mani sulle nostre spiagge. E allora a quel punto, ecco che si riparte in modo tale da far sì di arrivare al loro sogno, dove tutte le nostre coste, invece di essere nelle mani degli attuali balneari, adesso arriviamo poi pure a loro, degli attuali gestori delle spiagge, che sono per il 99% italiani, famiglie italiane che magari lo fanno da generazioni, e similari, no, deve essere nelle mani della Red Bull, deve essere nelle mani della Coca-Cola, deve essere nelle mani della McDonald's, no, e così questo tipo. E quindi le spiagge italiane devono, perché non si capisce perché non lo possano essere, cioè le multinazionali vedono tanta gente e quando vedono tanta gente hanno in mente tanti soldi, no? Per Eh cui beh, certo. dal loro punto di vista dice: ma come cazzo è che qui ci sono delle spiagge e così via con un sacco di gente e non ci sono io? Per cui loro sognano, no? La spiaggia Coca-Cola, la spiaggia Red Bull, la spiaggia McDonald's e così via, piuttosto che i cinesi, c'è la spiaggia in voltino primavera, no? E così via. Ecco, questo è quello che loro sperano di ottenere, e quindi hanno dato una strettina ai loro lobbisti dell'Unione Europea, ed ecco che agiscono subito con un doppio intento. Da una parte ovviamente cercano di dare addosso ai balneari in quanto nemici di questo piano di svendita dell'Italia anche delle coste alle multinazionali, no? Dall'altra parte però c'è il vantaggio ulteriore che si dà addosso al governo, perché gli si può dire che affama gli italiani, quindi non ci sono i soldi per andare in spiaggia, e dall'altra parte, essendo che insomma si sa che il governo ha cercato di tutelarli, i balneari, gli si dà addosso dicendo: ecco, è colpa del governo perché vedi che cosa succede con i prezzi. Ora Stra- andiamo, straordinario, andiamo un veramente. attimo, cos'è? Sono le 10? No, 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 no. andiamo un attimo a logica, scusa, e poi dopo ti faccio domandare quello che stavi per domandare, che sicuramente sarà interessante. La tesi che normalmente arriva è che i balneari non pagano un cazzo, no? Quindi bisogna mettere a gara le spiagge in modo tale che chi arriverà dopo paghi molto di più allo Stato, no? Sì. Ma sì, e qui arriva, no, uno dei tanti cortocircuiti logici. Ma se il prossimo gestore delle spiagge sarà uno che pagherà molto di più, no? Ma su che base uno che paga molto di più dovrà far pagare di meno i lettini agli italiani? Ma non ci arrivano che evidentemente, se quello che arriva è uno che pagherà molto di più, a sua volta dovrà far pagare molto di più i clienti. Cioè, Beh, ma in vabbè, quel caso, a me sembra siccome così sono amici evidente. loro, Guarda, veramente non so, faccio molta fatica a capire come possano sostenere, no, queste cretinate senza che la gente non trabuzzi gli occhi dicendo: ma scusa, ma non vedi che c'è una contraddizione logica? Perché poi è sempre come è stato con qualsiasi cosa, no? Ti ricordi? Tipo,
il servizio dei traghetti, non so, la Tirrenia, dato che siamo in periodo di vacanze, Sì. il servizio dei traghetti fa schifo. Questo ce la siamo sentiti per quanti anni. La Tirrenia che era statale, la Tirrenia statale è un carrozzone orribile, ogni anno perde soldi, quindi bisogna ripianare, no? E poi lo stipendificio, e poi questo non va bene. E quindi no, noi non vogliamo più questo carrozzone statale e così via. Ovviamente si ottiene il risultato, il carrozzone statale viene venduto ai privati. E cosa succede? Magicamente quei prezzi dei traghetti che prima costavano 10 cominciano a costare 100. Perché il privato che cosa fa? Arriva e cercherà bene di farci dei soldi, no? su quelle cose. E non solo, se uno poi ha seguito cosa sono state le avventure della Tirrenia, come si chiama? I traghetti da 10 hanno cominciato a costare 100, e quello ovviamente probabilmente fa più danni al turismo di tante altre cose. Dopodiché, in ogni caso, salta per aria e deve arrivare, fra malversazioni e cose di questo tipo, processi e similari, e poi deve arrivare lo Stato a ripianare, perché ovviamente non può permettersi che non ci siano i traghetti fra l'Italia e le isole, no? E quindi alla fine poi abbiamo ottenuto da questo brillante giro soltanto l'ennesima inculata, no? per i cittadini. Quindi magari forse in certi casi è meglio inventarsi o creare un'infrastruttura logica, come può essere il ponte, altra cosa di cui si discute in questi giorni, e allora vedi che il problema non si pone più, e gente che specula e similari ce n'è di meno, e gente sulle spiagge ce ne sarà di più. No, ma poi voglio dire, io osservo anche, mi chiedo ogni tanto in che mondo viva gente così, perché questa polemica contro i balneari mi ricorda molto la polemica che si fece al tempo del Covid, quando la gente se ne andò a sciare e puntualmente i soliti noti scrissero col ditino alzato, bacchettando: ma sono spese voluttuarie, non ha senso in un momento del genere, mentre la nazione si trova impegnata in questa battaglia, non è giusto andarsi a divertire perché sono spese superflue, dimenticando che sia quelli che hanno gli impianti di risalita sulle montagne che i balneari campano con un duro lavoro che dura 3 mesi all'anno, 4 mesi all'anno forse nel caso dei balneari, e dopodiché con quello ci campano la famiglia per tutti gli altri 8. Ma gente così, che ritiene appunto che l'impianto di risalita o andare al mare nel bagno con tutti i servizi, sia una spesa superflua, mi chiedo intanto che vita abbia e che visione del mondo abbia. La seconda cosa che poi dico, probabilmente la stessa gente che puntualmente, quando esce un qualunque post nel quale si accenna al ponte sullo Stretto di Messina, e mettono la faccina che ride perché mentre girano la cucchiarella col sugo lì a casa, improvvisamente diventano anche ingegneri strutturali e ti spiegano che il ponte non si può fare, che il ponte farà mangiare le mafie, che il ponte comunque fa schifo perché lo ha voluto Salvini, e Salvini è brutto, perché tra i vari motivi, tra le varie motivazioni, Libero riferiva anche il parere di un editorialista di Repubblica, ora non mi ricordo chi è, che aveva detto e comunque lo ha voluto Salvini. E quindi qual è il problema che l'ha voluto Salvini? C'ha la lebbra? No, ma vedi Tonino, è esattamente così. Allora, quello purtroppo è il pericolosissimo misto di questa sinistra che si sta riunendo in quello che è la sua caratteristica naturale, no? Vale a dire il grillo piddinismo, no? Sì. Che è un misto fra la scaltrezza del PD, no? nel gestire l'informazione, e la grillanza. Vale a dire gente
senza scrupoli, che ha pensato, per cercare di raccattare voti, e gli è andata anche benissimo sinceramente per 2 legislature, di sfruttare una cosa che purtroppo nella testa di tanti italiani, perché ragazzi dobbiamo dircelo, è molto radicata, che è l'invidia sociale ed Sì. è il delirio antispesa degli altri, no? Sì. Cioè, chiunque altro, quello che dici tu, no? Vale a dire, ma guarda che schifo quell'oliva in montagna, no? È una spesa voluttuaria, senza pensare a le centinaia di migliaia di persone che ci lavorano con la montagna, no? Non so se vi ricordate con quanta tranquillità con quanta tranquillità questi stessi che dicono ma guarda che c'è poca gente, no, nelle spiagge e così di questo tipo, erano gli stessi che hanno tirato un tratto di penna su un'intera stagione sciistica ai tempi del Covid, dicendo che era meglio di no. Mentre invece in Svizzera, cioè meglio di no, cioè nel senso, meglio che tu che sci, che notoriamente è uno sport dove tu sei da solo in montagna, e tu immagina che cacchio potrai contagiare, no? mentre sei lì che giri, che fai fondo da solo in montagna, e invece dall'altra parte devi stare in città, no? In una metropolitana, e lì sicuramente non contagerai nessuno. Ma in generale il punto però è sempre stato quello, cioè il fastidio e la lotta contro ogni genere di spesa che non sia pane e acqua, no? Allora, pane e acqua va bene, ma anche lì, cioè, tutto sommato, se prendi pane, c'è anche della gente che il pane non ce l'ha e quindi vergogna, no? Certo. Ecco, il grillismo che è andato a toccare, no, questo argomento dell'invidia sociale, dove sono tutti cattivi, no, e così via, mentre invece non si guarda quello che si fa noi, fa degli enormi danni. E il punto è quello, cioè vale a dire non capire che in una società dove la gente lavora per produrre qualcosa, e questo qualcosa che tu produci, che sia un bene o che sia un servizio, deve avere qualcuno che lo compra, perché se no altrimenti tu stai a casa, no? E paradossalmente gli va benissimo se è uno straniero, no? Cioè tutti ad ammirare, cioè, tanto per dirti, parlo di cose che conosco. Mia moglie fa matrimoni, come è noto, che Sì. come qualcuno lo sa, organizza dei matrimoni. Ecco, fino a 15 anni fa, lei fa questo lavoro da più di 20 anni. Fino a diciamo 10-15 anni fa, no, erano quasi tutti italiani e qualche straniero. Adesso sono tutti stranieri, no? Perché altrimenti si punta il dito, no? Guarda, questo spreca dei soldi, no, per fare questo matrimonio così particolarmente lussuoso, no? Particolarmente bello, che vergogna, che schifo, sarà un evasore. Presto mandate la finanza, prendete i nomi di tutti. Lo schifo, no? Che hanno fatto con Bezos ne vogliamo parlare. Ma appunto, appunto, no? Invece, no, ma poi lì guarda, si va di me. Allora, invece, se c'è lo straniero, no, che spende soldi per venire qua in Italia a fare il matrimonio, allora quello tutto sommato va bene. Se però lo straniero spende troppo, no, come può essere Bezos, allora non va bene neanche lo straniero, perché cacchio, non vorrà mai che poi porti troppi soldi qua, allora poi non va bene. Ma cioè, è una roba veramente senza senso, no? Questa follia che hanno messo in testa la gente. Noi eravamo un paese del bel vivere, noi eravamo un paese dove se uno aveva la bella macchina ti giravi a guardarla, no? No, ci hanno portato adesso all'odio, no? Questo c'è la bella macchina e quindi c'è qualcosa che non va, deve essere uno stronzo, no? E così via. Ma senza capire che è una delle cause della povertà, perché se alla fine la gente non spende, perché invece di essere un qualcosa di ammirazione, il fatto che la spesa il fatto che qualcuno spende diventa qualcosa di vergogna, no? e di riprovazione. E a uno mi spiega che lavori troviamo qua.
Appunto. Se io erano le stesse idee, no, di Monti con la nautica, no? Vi ricordate? Sì, Quando a un anche i certo ricchi punto ha messo piangono. anche ricchi piangono, no? Tassa sulla nautica. Ma porca di quella Eva, ma se noi siamo il paese leader al mondo nella cantieristica navale, grande e piccola, no? Ma verrà il dubbio a qualcuno che se tu prendi e segui il settore della nautica ci sarà 1 milione di persone che poi rimangono a piedi perché non spendono più. Ma quando hanno fatto i superbolli, ma scusa, ma anche lì, ma non sarà venuto il dubbio a qualcuno, l'unico che ne parla in questo caso è Salvini, che se io metto il superbollo per punire il ricco che ha la macchina, che ha la bella macchina o similari, in realtà, dato che noi siamo sempre stati il paese patria delle belle macchine sportive e similari, alla fine stiamo solo danneggiando noi stessi. Vabbè, ma le facciamo esportare. Ma che ragionamento è? Ma perché io devo ridurmi a fare il cameriere di uno straniero, mentre invece nego la mia possibilità che ho qui di prosperare e di crescere e di vendere cose. Cioè, veramente è una cosa che dobbiamo chiavarci via dalla testa, sta roba qua dell'invidia sociale. Cioè, a fronte di uno che spende, cioè, ma meno male che c'è uno che spende, non è ma guarda che schifo quello che spende, meno male che c'è uno che spende, perché se qualcuno spende, dall'altra parte c'è qualcuno che incassa, e quel qualcuno che incassa siamo noi. Cioè, alla fine siamo noi, ma tante grandi storie che hanno fatto grande l'Italia negli anni '80 con milioni di posti di lavoro creati, no? Di persone che improvvisamente hanno visto migliorare il proprio tenore di vita, sono derivati proprio dall'inizio della spesa sia dello Stato che dei cittadini, no? Negli anni '80 perché uno dice si stava bene? Si stava bene perché uno a un certo punto ha smesso di comprare pantaloni cinesi, no? o qualcosa del Certo. genere, e voleva i jeans di Armani. Esatto. Perché era un arricchito, era un paninaro. Sì, cazzo, io desideravo i jeans Armani e venivo da una famiglia ero in una famiglia assolutamente normale, no? Probabilmente sul livello basso, l'ho raccontato 1000 volte. Mia madre casalinga, mio padre impiegato alla Pirelli, e quindi per me puntare a avere i jeans di Armani era una figata, no? E così via. Cioè, mi sentivo che le ragazze mi avrebbero guardato, no? Se avessi avuto i jeans Armani. Poi non mi guardavano lo stesso, però almeno ci speravo. Ma intanto però si metteva in circolo del denaro, Come e a sua no? volta mettere in circolo del denaro portava crescita. Io veramente non so, mi sembra a certi casi di parlare al vento, perché tanto io lo so che fra quelli che ascoltano c'è anche fra i nostri, c'è chi mugugna e dice però lui parla facile, dall'autostipendio da parlamentare, no? E così di questo tipo, io invece non ci sto dentro, no? E similari. Ecco, una delle ragioni per cui non ci si sta dentro è anche questo stesso tipo di mentalità, no? Cioè mettere in giro pochi Sì. soldi e alla fine pochi soldi arrivano, no? Se pochi soldi si mettono in giro. Invece però c'è un aspetto molto più importante, adesso arriviamo alla parte propositiva, che il governo non deve dimenticare, perché è la questione del ceto medio. Adesso Però io le chiedo 30 secondi di pausa e esatto, passiamo alla manda il parte jingle costruttiva. e poi Chiedo andiamo scusa. a dire cosa fare. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
E allora, alle 10, 2 minuti e 54 secondi, sulle magiche onde di Radio Libertà, Antonino Danna al microfono con voi insieme al senatore Claudio Borghi Aquilini per Scuola di Magia. Tra l'altro, la cosa che più prima di continuare la nostra conversazione, vi ricordo 0292947222 se volete intervenire per telefono, oppure 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi. Un'ultima ora dell'ADN Kronos. Sapete di questa donna di 71 anni che è stata travolta da un'auto rubata a Milano con 4 minorenni? Bene, l'ADN Kronos dice che sono 3 bambini e una bambina, hanno meno di 14 anni, fermati dagli agenti della polizia locale di Milano perché considerati responsabili dell'investimento avvenuto che ha causato la morte della 71enne Cecilia De Astis, che stava camminando in via Saponara a Milano nel quartiere Gratosoglio. Al momento in corso identificazioni e perquisizioni. È la procura per i minorenni ad aver ricevuto il fascicolo d'indagine sui 4 ragazzini. I giovani che viaggiavano su un'auto rubata non sono imputabili. La legge prevede che la capacità di intendere e volere è necessaria per essere imputabili, si presume a partire dai 14 anni. Senatore, poi ci sono delle zappe, però volevo un suo pensiero un attimo al volo. No, anche qui bisogna dare un giro di vite e mi spiace, ma il 14enne adesso secondo me intende e vuole. Cioè, se uno prende e guida una macchina è perché sta intendendo e volendo. Appunto. Cioè, che poi non ragioni magari come potrebbe fare una persona un po' più anziana sulle conseguenze, ok, però no, l'ha detto Salvini in certi casi, no? che bisogna anche rivedere questo tipo di legislazione, perché altrimenti, anche perché per paradossalmente se passa più di tanto questo concetto, poi significa che le baby gang a un certo punto cominciano a fare il cazzo che vogliono, come già fanno per certi versi, perché tanto fammi qualcosa, sono minorenne, ma dai, ma su, scherziamo. Mi spiace davvero, oltretutto adesso devo anche vedere, perché ho il sospetto, o è un'omonimia oppure ho sospetto pure di conoscere la vittima, per cui oddio mio, una signora comunque, di 71 anni, quindi sì, potrebbe essere la madre di un mio ex collega, e vabbè, comunque quello vuol dire niente, perché un morto è un morto, indipendentemente dal fatto certo. che uno lo conosca o meno, però sono le circostanze sono del tutto assurde, insomma. Questo forse serve a ragionare un attimo, anche appunto per pensare che quando sente un nome, no, di una persona morta o similari, c'è sempre dietro, non è un numero, ecco, Esatto. c'è una storia, c'è una storia, e potrebbe essere qualcuno, qualche nostro caro, no, o similari. Però vabbè, senti, invece arriviamo. Ci sono 2 telefonate in attesa. Dai, sentiamole, poi dopo iniziamo il discorso a cui tengo molto, sulla classe media e su quello che bisogna fare, che deve fare il governo per venire incontro a dei disagi importanti che ci sono in questo momento nella popolazione, ed è giusto che devono essere ascoltati. E allora prendiamo queste 2 telefonate in rapida successione. Pronto, chi è là? Allora sono io, Adriana. Sì, buondì. Buongiorno Antonino. Mi riferisco a quanto detto prima da Claudio Borghi. Sì. Semplicemente nel corso degli anni ho sempre pensato che la sinistra è proprio invidia politica,
proprio nel vero senso della parola, perché non c'è niente da fare, ha perfettamente ragione lui. In America vedono passare una limousine e dicono guarda, questa persona ha fatto carriera, chissà quanto lavoro dagli altri. No, da noi la prima cosa, l'ho sentita io questa frase, chissà quanto ha rubato per essere arrivato a comprare una limousine. Per cui noi fin quando non supereremo questo concetto non risolveremo mai niente. Mi dispiace, non ho più grandi speranze per l'Italia. Grazie mille, musica per le mie orecchie. Arrivederci. Seconda telefonata, pronto, chi è là? Sì, buongiorno Antonino e buongiorno Ciao, al senatore. Ciao, senatore, buongiorno un anche attimo, no, aspetta un attimo. Senatore, questo è dell'altra parrocchia, quello di Monaco di Baviera, è questo qua. Ho capito. E devo darvi anche una brutta notizia. I miei 2 figli, figlia e figlio, tutti e 2 sono della mia parrocchia. Lo mandi a quel non so paese cosa... lei che ha l'immunità, che non lo posso fare io, che non è il Evidentemente ma non è posso una religione neanche con l'immunità. caso. Ecco, è una religione che coinvolge. Comunque mai una macchina rossa. Allora, vuol dire questo. Mi interessa molto quello che dirà fra poco Borghi relativamente al ceto medio. Faccio un esempio. Io prendo una pensione lorda di circa 54.000 euro. Grazie a Borghi fondamentalmente ho avuto degli aumenti negli ultimi anni, poca roba, però comunque un aumento che non compensa sicuramente l'inflazione, perché io ho 5 anni che prendo 100 euro in più, ma la pensione è sempre quella. Mi interesserebbe molto la riduzione dell'IRPEF, perché io su ogni busta paga pago 1.130 euro di IRPEF, poi c'è la comunale regionale, arrivo quasi a pagare a 1.400 euro di trattenute, che sono 17.000 euro all'anno. Se uno come me, invece di pagarne 17, so che per Borghi sono cifre ridicole, però io ci vivo. No, è che invece cifre sacrosante. No, è una battuta, perché io so il lavoro che lei faceva prima, ogni tanto mette le cifre che le giravano per le mani e io devo dire che ogni tanto mi scende la lacrima, però dico bravo, perché se uno prende quei soldi è perché se li merita. Per andare all'invidia, l'invidia non deve esistere. Se uno ha più dell'altro è perché se lo merita in qualsiasi maniera, o perché è un delinquente. Ero stato fortunato, poi insomma, un po' abile, un po' fortunato, dai. Esattamente, dai, no, io penso più all'abilità. Vuol dire, uno come me, se invece di pagare 17.000 euro all'anno di trattenute ne pagasse 13, o un sogno ne pagasse 10, quei 7.000 euro, come diceva lei prima, tornano sicuramente in circolo, quindi vengono a incrementare la spesa e aumentare il PIL e aumentare le entrate dello Stato. Era questo che volevo chiedere, cioè cosa fare per questa categoria nella quale io mi ci trovo. Grazie senatore, buona giornata. Altre 2 telefonate, pronto, chi è là? Non è pronto. Seconda telefonata, pronto, chi è là? Ha chiuso. Ha chiuso, benissimo. Ultimo giro di WhatsApp. Ma guarda Borghi, forse ha capito che l'obiettivo dell'Europa è sempre stato concretamente fermare l'Italia da sempre invidiata. I tedeschi non con i tank ora ci conquistano con l'Ursula. In 20 anni cosa ha fatto concretamente? Dovevamo uscire nel momento giusto, ora è tardi, basta dire che si può cambiare dall'interno. Maurizio. Ancora, vi ricordate quando avevano sguinzagliato la Guardia di Finanza a fermare quelli con Porsche, Ferrari, Jaguar, Rex Emilia? Io venni fermato con la 156 1009 Sportwagon. Domanda per Borghi, ma perché le spiagge, essendo demaniali e i relativi stabilimenti, non vengono gestiti direttamente dai comuni? Perché devono essere dati in concessione mafiosa? Però cercate di pesare le parole prima di attaccarvi alla tastiera, vi prego. A balneari che se li tramandano da generazioni, pagano affitti ridicoli, meno di 600 al mese di media, ed evadono le tasse? Ancora, sono a 6 cifre dal 2000, ma dovendo purtroppo pagare le tasse fino all'ultimo centesimo, non posso definirmi ricco, solo benestante. L'invidia sociale esiste perché la ricchezza, quella grande, nasce sempre dall'illecito accompagnata endemicamente dall'evasione fiscale. Se i ricchi avessero fatto i soldi legittimamente e ci pagassero le tasse, non ci sarebbe la legittima invidia sociale. Antonio da Udine, è verissimo che gli italiani sono sempre stati invidiosi. Oggi ancora di più perché hanno un partito che li rappresenta, i 5 Stelle.
ma giocare a essere povero è un po' una tendenza dell'Occidente. Infatti la moda da qualche anno ci propone abbigliamento da clochard non solo con buchi, ma anche con macchie varie o segni di usura. Forse era un programma mondiale per forgiare altre mentalità? E ancora, ciao Claudio e grazie, non so come faremo quando tu e Alberto non sarete più in Parlamento. Un caro saluto Riccardo. Allora, senatore, qui c'è tanta carne al fuoco, l'invidia del successo altrui, Walter con il ceto medio e poi questi che ce l'hanno con i titolari degli stabilimenti balneari. Che cosa rispondiamo? Ma guarda, quella più facile è l'ultima, no? Cosa farete quando io non sarò più in Parlamento? Ci sarà qualcun altro più bravo di me, spero, e che difenderà i miei interessi da elettore. Quindi io da casa cercherò di votare qualcuno bravo, e qualche giovane già sta venendo fuori, e mi auguro che sia più bravo di me nel difendere le mie iniziative. E sempre per rispondere a quell'altro, dice: ah, ma perché allora non siamo usciti dall'euro? Vedi la magia, no? Il pensiero magico. Sì. Che cazzo ci vuole? C'hai l'8%, schiocca le dita, no? E esci dall'euro, perché io t'ho votato, no? Però ci vuole la maggioranza per le cose, purtroppo. E se noi invece continuiamo a dare la maggioranza ai 5 Stelle, a Renzi, in questo caso a Fratelli d'Italia, che magari è molto meglio sicuramente rispetto ai 5 Stelle, ma di sicuro, come avete visto, non è che ha esattamente idee di uscire dall'euro o dall'Europa, anzi gli viene voglia ogni tanto di votare la Ursula, no? Perché non si capisce che diamine di idea ogni tanto gli prenda pure a loro, e poi diventa lievemente complicato, insomma, no? la questione, perché non è una magia, cioè per fare le cose ci vuole la maggioranza, e in molti casi non basta nemmeno quella, come ho cercato sempre di spiegare, perché ci vuole la maggioranza, ma ci vuole anche un Presidente della Repubblica, ci vuole la Corte Costituzionale, ci vuole, insomma, un lavoro che, però, ecco, diciamo che rimando a tutti quelli che vogliono sapere cosa si è fatto, cosa manca, cosa si dovrebbe fare e come funziona nei palazzi, per chi pensa che basti arrivare lì e improvvisamente le cose schiocchi le dita e succedono. Rimando al mio libro, 20 anni di sovranismo, l'ho scritto apposta per evitare di ripetere ogni volta tante cose, no? Quindi noto che è fuori da quasi due mesi e mezzo, insomma, una roba di quel tipo lì, e tutto quello che c'è stato scritto non è mai stato smentito. Quindi Certo. quando trovate in quel libro i resoconti di certe riunioni segrete dove non è mai stato, che non erano ai tempi sui giornali, dove c'era Conte, dove c'erano i 5 Stelle, di cosa si diceva, no? Questo tipo, potete assumere che è tutto vero. Quindi, insomma, suggerisco di leggere. Adesso arriviamo alla questione ceto medio. Sì. Allora, noi in questo momento credo che si stia sottostimando, e io lo sto facendo presente da molto tempo, una parte del popolo italiano che sta andando in sofferenza. Ed è esattamente questo ceto medio. E io, diciamo così, definisco ceto medio quella parte della popolazione che, virgolette, stava bene, no? Che Sì. in una maniera o nell'altra, per il loro lavoro, per appunto la loro abilità, per quello che era successo, erano riusciti, diciamo così, a ritagliarsi un minimo, mi verrebbe da dire, di benessere. E questa parte della popolazione che era riuscita a ritagliarsi un minimo di benessere, o per tramite di una pensione decente, diciamo così, o per tramite di un lavoro che aveva portato a uno stipendio che poteva essere considerato diciamo alto ai tempi in cui questo stipendio era stato raggiunto. Sto parlando appunto, come per esempio nel caso del nostro amico dell'altra parrocchia, giusto per intendersi, stiamo parlando di auto, questo Esatto. per quelli che ascoltano, perché sennò pensano all'altra parrocchia che facciamo gli omofobi o qualcosa del genere. Perché
perché noi siamo del rito di Arese, come tutti Esatto, sanno. esatto. Io e Tonino siamo del rito di Arese, vale a dire ci piace l'Alfa Romeo. Il Appunto. signore dell'altra parrocchia invece ambiva al rito tedesco, no? Esatto. Quindi, Quello di però- Monaco di Baviera, nostro degno avversario, diciamo pure questo. Esatto, che sarebbe la BMW. Comunque questo lo dico perché tante volte ho scoperto che, che non si deve dare per scontato niente, che poi arrivano le persone col ditino puntato che dicono guarda che cosa dicono. Però fatto sta, come nel caso del nostro amico dell'altra parrocchia, lui stava parlando di uno stipendio o di una pensione, adesso non mi ricordo, che era intorno a 50.000 euro. Ecco, quando sicuramente metti 7-8 anni fa, quando uno era arrivato ad avere uno stipendio, una pensione di 50.000 euro, era non ricco, no, perché ricchi sono un'altra cosa. Però, caspita, era uno che poteva legittimamente sentirsi, non dico arrivato, ecco, però dire, vabbè, caspita, le cose mi vanno bene. 50.000 euro significava poter pensare a qualcosa di bello, tipo la casa al mare, significava poter pensare appunto alla bella macchina, significava magari poter pensare a un altro dei sogni di cui si diceva prima, dell'Italia anni 80, vale a dire, che ne so, il gommone, la barchetta, cioè, La capito? casa al mare. Appunto, sì, la casa al mare, cioè, stiamo parlando di cose che non sono la ricchezza, ma sono un po' il piccolo sogno di un popolo di lavoratori, cioè riuscire a dire guarda, senti, io mi sono spaccata la schiena, alla fine mi è andata bene, oppure ho aperto un negozio e alla fine ho portato a casa i risultati del mio lavoro, e posso ambire a qualche piccolo sogno, appunto, no? Che mi faccia, che mi dia il senso, la gioia di vivere, no? E quindi, appunto, che sia la casa al mare, la seconda casa, diciamo così, no? Al mare in montagna, che sia la piccola barchetta con il fuoribordo, proietto un po' quello che era anche il ragionamento di mio papà, no? Tanto per dire, proprio che si parla di macchine, mio papà ha sempre avuto il sogno di avere l'Alfa Romeo, non l'ha mai avuta purtroppo, perché ogni volta alla fine non bastavano i soldi, no? E quindi una volta era la Fiat 124, la volta dopo la 131, ma l'amata o la sognata Alfa Romeo non l'ha mai potuta comprare. Però ecco, era uno dei sogni, no, dell'italiano lavoratore. Ecco, questo tipo di persone che invece c'erano arrivati e ci sono arrivati, no, a poter riuscire ad avere parte del loro legittimissimo, sacrosanto, utilissimo, mi verrebbe da dire, sogno di riuscire ad avere qualcosa di più, perché ricordiamo che per uno che riesce a raggiungere i sogni mette in condizione altri per poterli raggiungere, no? Proprio perché abbiamo detto spende. E questa parte di italiani soffre. E io credo che una delle spiegazioni del perché questa parte degli italiani per la prima volta stia cominciando a vedere con preoccupazione il proprio futuro deriva da una dimenticanza, credo, che i governi hanno sempre fatto. Vale a dire, ogni volta si dice se crescono qualche soldino, no, in bilancio e così via, e non crescevano mai, perché ogni volta l'austerità dell'Unione Europea, il limite del deficit del 3%, il limite del debito e la procedura di infrazione, no, e così di questo tipo, quindi non si poteva mai, ma se avanzava qualche spicciolo, gli spiccioli erano sempre per i redditi bassi, no? E uno dice, beh, certo, è giusto, no? Se uno deve cominciare a qualcosa, deve cominciare con redditi bassi. Ma non è giusto. Non è così giusto, perché tante volte sui redditi bassi, cioè quelli che dichiarano zero, quelli che... Allora, se sono davvero poveri questi qui, non è con uno sgravio tasse che li aiuti.
Cioè io penso che se uno dichiara 8.000 euro all'anno, no? 7.000 euro all'anno di tasse, oppure i tantissimi redditi zero, ed effettivamente questo è l'unico reddito di cui dispongono e non ne dispongono altri, ma lì, cioè, non è che li devi detassare, cioè, questo qui stiamo parlando di questione da servizio sociale, no? Esatto. Perché significa che fisicamente non hai di che poter mantenere una vita dignitosa, quindi è un altro tipo di problema. Invece no, dato che sai, il servizio sociale, quelle cose lì comporta lavorarci su, no? E non va bene. Allora invece è molto meglio lavarsi la coscienza, no? Dicendo, guarda, detasso solo se sei sotto i 7.000. Quindi o è questione del servizio sociale, o stiamo parlando di immigrati, perché probabilmente in parte o in tutto magari una delle caratteristiche di tanti degli immigrati è dimenticarsi di fare la dichiarazione dei redditi. No? Poi dopo magari ci arrivano, no? Però intanto tu immagina che era un vecchio pallino di Garavaglia, no? Dice, ma io allora faccio fare, dato che tipo le badanti, le donne di servizio, le corp, no? così tipo nessuno paga le tasse, allora faccio fare sostituto d'imposta ai datori di lavoro. Ecco, io gli ho sempre detto, no Massimo, forse no, questo non è il caso, ecco, prendere e far pagare le tasse delle badanti e delle donne di servizio datori alle famiglie, perché poi significa che devono arruolarsi un commercialista anche, no, per fare i versamenti delle tasse, forse non è il caso. Però dall'altra parte è anche abbastanza vero che molti di questi tendono a non dichiarare, no? E quindi uno dice, ma non capisco perché io devo aiutare un piccolo evasore. Poi ci sono anche i grandi evasori, no? Un tot di persone che invece dicono che loro per struttura devono dichiarare zero, perché tanto chi se ne frega, e allora tu vai a dare gli sgravi fiscali a sti qua. Ecco, concentrando tutto lì, no? Avete presente il miliardo di bonus da qualsiasi parte dato dai governi di qualsiasi colore e cosa a quelli con l'ISEE basso, no? Quante Sì. volte dice, guarda, si sta pensando a un bonus lavatrici, non so, dico la prima cosa che mi viene in mente. Che bello il bonus lavatrici, certo, così facciamo comprare una bella lavatrice cinese a chi ha l'ISEE inferiore a 5.000, no? 7.000, che significa presumibilmente uno che probabilmente, se fosse vero, la sua vita è chiedere l'elemosina, no? E quindi cosa faccio? Cioè, mentre sono all'angolo della strada a chiedere l'elemosina, di fianco c'è una lavatrice. Sono cose senza logica. E invece ci si è sempre dimenticati di chi da anni e anni e anni tira la carretta, perché percentuali enormi del gettito fiscale italiano sono pagati proprio da queste fasce, quindi per farla facile diciamo da quelli che dichiarano da 20 a 75.000 euro, una roba di quel tipo lì. Poi dopo non è che spero che non si offenda quello che ha 19 o quello che ha 76, sto dicendo due numeri diciamo per rendere l'idea, ecco, di cosa parliamo. Questa fascia qua, che è quella che secondo me si riferisce esattamente al ceto medio, in questo momento non è in sofferenza perché non ha mai avuto nessun aiuto, mai. No? È sempre stata quella che ha pagato tutto, perché il gettito fiscale arriva per la stragrande maggioranza da questa categoria, quindi ha sempre tirato la carretta e non ha mai avuto nessun cacchio di sgravio, no? Perché? Perché niente. Anche quello che siamo riusciti a fare per la prima volta dopo tanto tempo, citato dal nostro amico, vale a dire una rivalutazione delle pensioni, questo sì, fortunatamente è arrivata a tutti, però a partire da 4 volte la minima, quindi a partire da diciamo, le pensioni che sono sopra i 2.000 euro, no? Lordi ovviamente, si sa mai. Ecco, a partire da quello già cominciavi a essere ricco, no? Quindi con una pensione da 2.000 euro uguale ricco, allora a quel punto la rivalutazione diventava ridotta. Quindi questo cosa significava? Significava che non recuperavi l'inflazione, no? E quindi de facto hai una riduzione in termini reali. Ecco, tutta questa categoria, no, di persone
non è mai stata aiutata. Ecco, io sono convinto che se questo governo adesso ha una delle priorità da fare è cominciare da subito in legge di bilancio a mettere delle detassazioni o delle cifre significative, cioè un qualcosa che sia percepito, non siano i soliti 20 euro in più, 30 euro in più, nelle tasche di questa categoria di italiani che appunto hanno sempre tirato la carretta e non hanno mai ricevuto niente. Penso che sia assolutamente urgente. Le modalità, volendo, ci sono in tutte le maniere. Non è che voglio fare il poco originale, se mi vengono in mente gli 80 euro di Renzi, no? Cioè, questo semplicemente per dire che il metodo, volendo, c'è. Non vogliamo fare 80, facciamo 50, facciamo 100, dipende da quant'è la capacità di spesa che voglio mettere in circolo, ma mettere un po' di soldi in più ogni mese nelle tasche di questa parte della popolazione italiana, che gli consenta di tirare quel minimo di fiato che rispetto all'annaspamento che sto vedendo, perché è ovvio che uno che ha 50.000 euro di reddito sta meglio rispetto a uno che ne ha 15, per carità, però è anche vero che tornare indietro sul tenore di vita rispetto a quello che si è costruito è dannatamente difficile. Cioè, se tu prima avevi costruito una famiglia e così via sulla base di un reddito che percepivi essere sufficiente e improvvisamente non lo è più, tornare indietro, non esserci, è complicato ed è una cosa che non porta bene a nessuno. Quindi io spero e sto iniziando da mo' adesso a spiegarla la cosa, che parte dei risparmi che abbiamo fatto perché siamo stati dei bravi amministratori, perché lo spread è 80, perché tutte queste cose qua, no, che siamo così bravini, le rimettiamo in circolo cercando di favorire per quanto possibile questa fascia qua del ceto medio, perché è come un motore ingolfato, va rimesso in moto e per rimetterlo in moto quella parte della cittadinanza è quella che può essere un motore che poi dopo porta anche benefici a chi è sotto, a chi è sopra rispetto a quelle fasce, però una cosa è certa, non hanno mai avuto niente. Mi sembra che sia una priorità e sia opportuno cercare di concentrare quello che si può fare su queste persone qua. Senatore, alle 10:30 io la ringrazio per questa puntata e insomma ci ritroveremo, anzi si ritroverà a settembre con Sammy Varin. Buone ferie e grazie per questa puntata di oggi. Grazie Tonino, se qualcuno poi vuole mi ritroverà in piazza a Siena il 16 per il Palio di Siena, sarò lì sicuramente nei giorni intorno al Palio come sempre quando occorre la mia conto. Molto bene. Allora, noi chiudiamo qui, ci salutiamo con Vamos a la Playa dei Righeira 1983 e se volete alle 12 c'è Capitaneria di Porto sempre con me. Grazie a tutti e buona giornata.